voglia di ripresa, ma anche ambizione e coraggio di cambiare per crescere. La lezione aperitivo organizzata dalla BCC Banca Annia per imprenditori e professionisti ha rilanciato spunti di analisi e di riflessione. Le parole chiave emerse sono investimento, sviluppo, digital, megatrend, futuro. Sul concetto dell'investimento io parto dalla premessa che l'investimento, se fatto con raziocinio e fatto in una logica di mercato, è sempre da privilegiare. Che sia investimento in ricerca, che sia investimento in tecnologia, che sia investimento in macchinari, che sia investimento in aree di mercato, è sempre un concetto dove io imprenditore investo, ci credo, metto la mia esperienza per trarre i risultati di remunerazione del capitale. E quindi come priorità ogni momento ha le sue caratteristiche, la necessità di seguire le esigenze del mercato che chiedono sempre più tecnologia, chiedono sempre prodotto più sofisticato, innovazione, e su questo noi siamo sempre pronti a sostenere e a gestirlo. Il ricordo di un'impresa coraggiosa, dal forte valore simbolico nel luogo stesso di questo incontro con gli imprenditori del Nord-Est. Dal castello di San Pelagio, nel Padovano, partì il volo leggendario sui cieli di Vienna, guidato dal poeta Gabriele D'Annunzio nell'agosto del 1918. A 100 anni di distanza da quell'evento straordinario, la sfida continua sui fronti della creatività, dell'efficienza, della qualità per l'impresa italiana. Quali sono gli investimenti che si possono fare? Allora, gli investimenti assolutamente sono quelli di riprendere in mano gli impianti esistenti, verificare, fare delle analisi, cercare di migliorare quello che è l'efficienza, incominciando a automatizzarli in ottica 2018 e non più 1990, perché tanti impianti noi che troviamo in giro sono di questo genere. Sfruttare le nuove tecnologie come la robotica per poterle inserire nelle linee produttive e per, diciamo così, aiutare gli operatori e la parte umana nel sostenere determinate attività. Per fare investimenti importanti hai bisogno di finanziamenti, perché normalmente sì, uno può anche operare con le proprie risorse, però alle volte sono talmente importanti gli investimenti che ha bisogno di un finanziamento. Ecco, la difficoltà di reperire i finanziamenti alle volte è determinante per un'attività. Avere il supporto degli istituti di credito che possono capire le esigenze dell'imprenditore e mettersi al tavolo insieme per studiare le soluzioni anche dal punto di vista finanziario è sicuramente un valore aggiunto nell'ambito totale dell'investimento. Per essere pronti e competitivi sarà necessario superare alcuni ostacoli, ma altrettanto fondamentale sarà trovare forme di collaborazione e di supporto all'impresa. Le aziende hanno voglia di innovarsi, hanno voglia di investire, manca un po' di tranquillità e di qualcuno che stia al loro fianco e che ci creda, perché effettivamente la tassazione in questo momento è molto elevata, per cui i giovani fanno un po' fatica a lanciarsi per timore di non farcela, e un po' la fascia media fa un po' fatica a investire con tranquillità. Diciamo che molte aziende stanno cercando di svilupparsi proprio per andare più all'estero che restare in Italia. Quindi gli imprenditori, anche piccole aziende, sono alla ricerca di un supporto da parte delle BCC, che deve essere sempre più competente, sempre più pronto per supportarle nello sviluppo che stanno facendo e nella loro crescita, che soprattutto si sviluppa all'estero, e quindi ci chiedono finanziamenti ma soprattutto consulenza per l'esportazione.